sono un diplomato dell'ITS Meccatronico Veneto, uscito nell'anno 2020, e l'idea di aprire un'azienda mi è venuta un po' per il fatto che vengo da una famiglia di imprenditori, ma ho colto l'occasione della possibilità di avere un'esperienza lavorativa con l'ITS Meccatronico per andare a costruire le fondamenta di questo progetto che volevamo costruire con altri 3 miei amici. Il tutto è cominciato con il tirocinio presso Geco, un'azienda che si occupa di gestionali per concerie. È un po' al di fuori di quello che è il campo di lavoro dell'ITS Meccatronico, però il lavoro che abbiamo fatto si centralizzava principalmente nella costruzione sia di schede per raccogliere dati da macchinari senza capacità di internet, quindi macchinari con la loro età, e oltre a questo anche la costruzione di sistemi di bridge tra un sistema AS400, quindi sistemi un po' datati, con macchinari invece nuovi che montano protocolli che normalmente una volta non venivano utilizzati. Questo progetto ci ha permesso di crescere innanzitutto noi per quanto riguarda il nostro portfolio di progetti che abbiamo costruito. Abbiamo visto un po' come gira il mondo del lavoro, e poi ci ha anche permesso di crescere individualmente. Oltre a questo, uno dei progetti che abbiamo portato avanti è di un sistema che va ad affiancare gli sceglitori all'interno delle concerie, ed è un sistema di intelligenza artificiale che non fa altro che andare ad analizzare 1000 immagini di pelli, ognuna con le proprie caratteristiche, ed è in grado di aiutare il personale nel individuare qual è la categoria più esatta per queste tipologie di pelli. Dopo il diploma c'è stato un attimo di stop, ancora alla volta di settembre. Abbiamo rilevato questo ufficio dove ci troviamo al momento, abbiamo cominciato a metterlo a posto, e un po' alla volta siamo arrivati ad aprile, che è stato il mese in cui abbiamo aperto per la prima volta le porte della nostra azienda. Essendo venuti dal settore della concia, dove abbiamo iniziato un po' la nostra esperienza, abbiamo mantenuto comunque i contatti con tutta la filiera delle concerie, quindi tuttora stiamo lavorando con diverse concerie sul territorio del Vicentino e anche in zona verso Verona, per esempio. Oltre alle concerie ci siamo anche espansi e abbiamo cominciato a lavorare con altre aziende, come un laboratorio di materiali edili sempre qua a Vicenza, oppure un'azienda che si occupa della industrializzazione e costruzione di macchinari per il settore tessile. Una delle doti principali che ho preso dall'ITS è proprio quella del problem solving, che è stata una delle caratteristiche principali che hanno tentato di inserire nel nostro curriculum durante il corso. Problem solving perché tante volte ci troviamo davanti a un problema e noi dobbiamo andarlo a innanzitutto dividere in tanti piccoli sottoproblemi e capire come risolverli uno a uno, e dopo ricomporre il tutto per andare a costruire la soluzione finale, diciamo così. E su questo l'ITS, oltre che al team working, sono state delle caratteristiche e delle soft skills, se così possiamo chiamarle, che servono molto nel mondo del lavoro, soprattutto al giorno d'oggi, dove ci troviamo davanti a sistemi complessi e a lavorare anche con persone con diversi background e diverse attitudini. Ci siamo conosciuti alle scuole superiori anche grazie alla robotica, dove abbiamo cominciato a mettere le mani in pasta, e finite le superiori ognuno di noi ha scelto la propria strada, e la mia è stata quella di scegliere l'ITS Meccatronico. Ripensando al nostro team e a tutte le nostre competenze che ci rendono pari, questo ci ha reso in grado di espanderci in diversi settori, come quello dell'elettronica, quindi creazione di schede,
il settore della programmazione, software e creazione di reti e diagnostica per quanto riguarda le riparazioni. Il nostro obiettivo principale è quello dell'innovazione, che questa sia da livello base come creare una rete di computer dal nulla o a livelli massimi come quello di interfacciare dei sistemi per la raccolta dei dati oppure l'analisi di questi stessi. Dopo che ognuno di noi ha finito il proprio percorso, ci siamo ritrovati e abbiamo voluto provare questa esperienza. Il momento non è stato dei migliori, ma fortunatamente con un buon parco clienti attuale siamo riusciti a farcela, siamo riusciti nonostante tutte le problematiche che possono venire anche con fare l'impresa, siamo riusciti a costruire qualcosa, siamo riusciti a lasciare il nostro segno.